Solo 1300 euro? Bugiardo! 160.000 euro in contanti nascosti sottovuoto in una valigia. Com'è possibile che un uomo ufficialmente disoccupato e senza reddito trasportasse questo tesoro a Barcellona? Scopriamo i dettagli incredibili di questo sequestro. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Assicurati di iscriverti al canale per non perdere i prossimi gialli di cronaca e se trovi questa storia incredibile lascia un like per supportare il mio lavoro. Adesso vedremo come è stato scovato questo tesoro. Questa notizia ha luogo all'aeroporto di Cagliari Elmas. Un passeggero sardo è pronto a imbarcarsi per la Spagna. Alla domanda di rito dei funzionari e DM della Guardia di Finanza, l'uomo risponde con estrema calma. Ho solo 1300 euro con me. Un piccolo gruzzolo per una vacanza, sembrerebbe. Ma i militari del primo nucleo operativo metropolitano decidono di andare a fondo. Aprono il bagaglio già registrato per la stima e ciò che trovano è scioccante. Non ci sono vestiti o souvenir, ma 8 pacchetti sigillati sottovuoto. All'interno solo banconote da 50 euro, perfettamente confezionate per sfuggire ai controlli. Il conteggio finale? 160.000 euro e 150 euro. L'indagine si sposta immediatamente sulle banche dati. Il profilo che emerge è un paradosso. L'uomo risulta ufficialmente disoccupato e privo di qualsiasi reddito lecito dichiarato. Non solo, ha già precedenti penali specifici. Davanti all'evidenza il passeggero non riesce a fornire alcuna spiegazione plausibile sulla provenienza di quella montagna di denaro. Perché sigillare il denaro sottovuoto? È una tecnica professionale usata per compattare le banconote e spesso per eludere il rifiuto dei cash dog. Le autorità hanno ipotizzato il riciclaggio o il finanziamento di attività illecite transfrontaliere. L'intera somma è stata sequestrata preventivamente ai sensi dell'articolo 321 del Codice di procedura penale. Questa operazione dimostra quanto siano stretti i controlli doganali oggi, trasformando quello che doveva essere un semplice volo per Barcellona in un caso giudiziario. Un viaggio interrotto bruscamente perché alla fine è difficile far passare inosservati 160.000 euro in contanti nascosti sottovuoto in una valigia. Secondo te, qual è il metodo più efficiente per contrastare il trasporto di capitali illeciti agli aeroporti? Se vuoi aiutarmi a far crescere questa community dedicata ai fatti della nostra terra, iscriviti subito e lascia un like se il video ti è piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima notizia e grazie per aver guardato il video. A Sibili.